La manualità sembra non passare mai di moda e il tuo lavoro ne è la testimonianza. Come è nato tutto il tuo procedimento, tutto il tuo lavoro e come nasce soprattutto un capo fatto a mano? Il percorso diciamo che non è così scontato, è anche particolarmente lungo. Innanzitutto insieme alla cliente, nel caso in cui il capo sia appunto richiesto da qualcuno, viene prima progettato in base alle esigenze della cliente e magari su mio consiglio tecnico, dopodiché si va a scegliere il tessuto, ciò avviene o direttamente in loco, nel mio caso specifico mi avvalgo di lanifici e tifici della zona, oppure tramite vari fornitori che ho scelto io nel corso degli anni. Dopodiché si parte proprio con la progettazione, quella pratica, ovvero viene realizzato un cartamodello sulle basi delle misure della cliente, si va al taglio, dopodiché si va all'assemblaggio delle parti e arriva poi la prima prova, che di solito io ne faccio una, al massimo due, che viene fatta sulla cliente. Il capo viene poi sdifettato e infine ultimato. Per fare tutto questo percorso che ho spiegato fino ad ora possono volerci poche ore, fino ad arrivare a giorni di lavoro. Io prediligo anche una manifattura molto artigianale, con punti a mano, sottopunti a mano. Non ho macchinari particolari come quelli che si usano a livello industriale, quindi i bottoni li metto a mano, ho pochi attrezzi, diciamo. Il tuo mestiere è un mestiere che sa molto di passato. Com'è nata questa tua voglia di riprendere in mano un vecchio mestiere e quali sono stati gli eventuali problemi o difficoltà che hai incontrato? Questa voglia di tradizione io non so neanche spiegarti da dove viene, nel senso che io personalmente ce l'ho sempre avuta e ho sempre cercato di trasmetterla alle mie clienti, nel senso che è proprio il mio modo di lavorare, di vedere questo lavoro, cioè non riuscirei a farlo in maniera diversa, anche se comunque ho fatto le mie esperienze in altre realtà dove i numeri erano molto più grandi di quelli che faccio io. E mischiando un po' l'artigianalità con l'industrialità sono arrivata ad avere un mio modo, ok, di produrre. Le difficoltà che ho trovato sono state parecchie all'inizio, perché la gente o non era abituata a trovarsi davanti a una figura come la mia, o comunque era abituata ad andare in un negozio normale, trovare il capo pronto, o chi magari per tradizione andava dalla sarta, le signore bravissime che purtroppo stanno rimanendo sempre più in poche, hanno dei metodi diversi rispetto ai miei. Quindi all'inizio per me è stato molto difficile far capire il mio modo di lavorare, far capire il valore del mio lavoro e a far sì che la gente non mettesse più in dubbio il mio valore, ecco. Adesso io penso di essere arrivata, insomma, a un punto in cui le persone non fanno più domande, cioè hanno capito come funziona il mio lavoro. E quindi adesso devo dire che lavoro molto serenamente. Secondo te l'artigianalità risente o risentirà mai della crisi? Ci puoi raccontare qual è stato o quali sono stati gli abiti più particolari che hai dovuto realizzare? Sicuramente sappiamo che il mondo della moda in questo momento sta risentendo, già da molti anni che è in crisi e soprattutto in questo periodo storico lo è ancora di più. La cosa che a me preoccupa tanto, perché comunque sto sentendo delle testimonianze di altre realtà, sia artigianali sia industriali, comunque di aziende molto grandi, e la cosa che mi dispiace molto è che non stanno per niente tutelando
le persone che sanno fare questo lavoro. Cioè, secondo me non stanno valorizzando, le stanno perdendo, e quindi questo non è un lavoro che al giorno d'oggi secondo me si impara così facilmente, perché non è una professione così ambita, quindi non credo ci saranno tante ragazze e ragazzi che avranno voglia di imparare questo lavoro. Uno dei capi più particolari potrei dirti che è stato un abito da sposa. È stata la mia prima sposa nel 2012, quando proprio ho aperto il mio atelier, e era praticamente una gonna corta sotto il ginocchio, tutta piena di volant e rouge in dégradé dal nero al bianco, con un corpetto tutto pieno di Swarovski. Poi non me ne hanno più chiesti così, cioè è stato un lavoro molto lungo, devo dire.